Oggi 4 marzo ricorre il compleanno del grande cantautore italiano Lucio Dalla. In coincidenza con il Festival di Sanremo ci piace oggi ricordarlo, come hanno fatto tantissime radio che in contemporanea nazionale ci hanno trasmesso uno dei brani più famosi a quel Festival di Sanremo del 71, 4 marzo 1943. Lucio Dalla non vinse, ma si parlò di una vittoria morale. Oggi sarebbe il suo 78esimo compleanno e in calendario ci sono tanti eventi per ricordarlo in tutta la nazione. La sua data di nascita diede il nome a uno dei brani più celebri, appunto 4 marzo 1943, con il quale partecipò al famoso Festival di Sanremo del 71. Quell'edizione però fu vinta dalla coppia Nada e Nicola Di Bari con la canzone Il cuore è uno zingaro. Il titolo originale della canzone sarebbe stato Gesù Bambino, ma la censura glielo fece cambiare insieme a qualche frase del testo. Anche TVA ha voluto ricordare il grande cantautore riproponendo la sua canzone presentata al festival che coincide proprio con la giornata di oggi, 4 marzo. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. La stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese. A 16 anni, quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a Nina Nanna. E stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Come nostro Signore, della sua preferita il ricordo più grosso, e tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.